Si candida Asolo che non è stata solo una città vissuta, ma è una città viva e che vuole continuare a vivere. I personaggi internazionali che sono stati ad Asolo, ma che continuano a vivere Asolo, sono state la forza motrice che ci hanno fatto prendere questa scelta. Asolo, è vero, è internazionalmente riconosciuta e questo percorso che iniziamo verso il riconoscimento di patrimonio culturale dell'UNESCO farà bene senza ombra di dubbio al centro storico di Asolo, ma a tutto il comune di Asolo, come a tutto il territorio delle terre di Asolo e del Monte Grappa, ma anche andrà a rafforzare il bellissimo paesaggio delle colline di Valdobbiadene e Conegliano che sono patrimonio UNESCO del paesaggio. Sicuramente aprirà dei canali nazionali e internazionali di flussi turistici di quel turista che ama la storia, che ama il paesaggio, che ama entrare all'interno dei borghi e dei nostri luoghi per viverli, per apprezzarli, per acquistare il prodotto tipico artigianale anziché assaporare i nostri vini, le nostre eccellenze enogastronomiche, l'olio, il miele, i nostri formaggi. Porterà vantaggio anche ai territori circostanti, non solo al centro di Asolo. Al 100% sicuramente sì. A tutto il circondario, come ho detto prima, a tutta la Pedemontana, a tutto l'Asolano, farà risaltare ancora di più altre eccellenze del nostro territorio come il Monte Grappa anziché la Gipsoteca di Possagno o la Villa di Masera. Gli aspetti essenziali sono la bellezza del paesaggio e l'integrità del paesaggio. Bellezza del paesaggio che, come dicevo, è una stratificazione storica dell'interazione tra l'uomo e la natura. In questo caso questa stratificazione avvenuta nei secoli ha portato a una bellezza da un punto di vista paesaggistico, architettonico, storico e culturale. Una bellezza che si mantiene florida, inalterata e soprattutto armoniosa. Ovviamente la presenza del traffico all'interno di un borgo come Asolo non è di facile inserimento in questo contesto. Diciamo che senz'altro gradualmente bisogna arrivare ad una limitazione, ad una regolazione del flusso di traffico, proprio per dare a chi arriva ad Asolo una città veramente bella. Come dicevamo poco fa nella presentazione del percorso che intendiamo fare come amministrazione, la candidatura a patrimonio dell'UNESCO, uno dei punti più importanti è quello di salvaguardare la città nel suo carattere, nella sua anima, che è quell'anima che ha affascinato tante persone che da tutto il mondo hanno scelto di vivere ad Asolo. Intanto devo dire che come Associazione dei Borghi più belli d'Italia siamo sempre molto contenti se ci sono dei borghi che riescono a entrare a far parte del patrimonio mondiale dell'UNESCO, perché danno lustro all'associazione. Tra l'altro abbiamo le stesse finalità, quindi abbiamo le finalità di valorizzare e promuovere il patrimonio storico, artistico e culturale. Noi mettiamo oltre a questo anche la promozione e la commercializzazione dal punto di vista turistico, per cui veramente per una città come Asolo, che è straordinaria per il suo patrimonio storico, artistico ma anche culturale, quindi tutti i personaggi che hanno gravitato in questa città la rendono sicuramente unica in Veneto, ma molto importante anche a livello nazionale, quindi non posso che fare i migliori auguri al sindaco e alla cittadinanza di Asolo, no, perché possano raggiungere presto questo obiettivo.